Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Mafia e politica, blitz contro la famiglia catanese dei Santa Paola Ercolano, i voti del clan in cambio di appalti nei lavori pubblici, tra i 19 arrestati anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Marsala ha trovato il cadavere di un uomo seminudo in casa e con vari ematomi. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto l'autopsia per cercare di chiarire la morte del 59enne. Cicli, braccia e gambe fratturate in un bimbo di 5 anni nel Ragusano. Arrestato il padre biologico che non lo aveva riconosciuto, la madre in ospedale aveva coperto il compagno. Il bambino, aveva detto, è caduto dal letto. Palermo, a Sicilia 24, la testimonianza di una vittima di una banda di bulli in pieno centro. Siamo stati picchiati ma nessuno è intervenuto per aiutarci. Ripristino del gas a Catania, nella zona di Trappeto Nord. Il sindaco Trantino ha illustrato il programma di lavori tappa per tappa fino a marzo. Le maschere di carnevale tra tradizione e novità, principesse pirate sempre richiesti, ma a scalare la classifica dei costumi preferiti i personaggi di Squid Game, la serie TV coreana campione di ascolti. Il calcio, rinnovata fiducia e punti preziosi per il Palermo che torna alla vittoria in trasferta, finisce 3-0 a Cosenza con Dionisi che resta saldo in panchina. In Serie C il Catania pareggia 1-1 ad Altamura e scatena la rabbia della dirigenza rossazzurra contro le ingiustizie arbitrali subite. Tutto pronto intanto per il derby Messina-Trapani. Ancora ben trovati oggi in un blitz dei ROS, dei Carabinieri contro la famiglia catanese dei Santa Paola Ercolano. Sono stati scoperti rapporti tra mafia e politica e tra i 19 arrestati anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Sentiamo Lorena Dolci. Una mafia che spara meno e fa affari. Ai piedi dell'Etna comandano sempre loro, i Santa Paola Ercolano, in grado, scrive la Procura di Catania, di penetrare all'interno della pubblica amministrazione grazie a rapporti privilegiati con la politica locale e regionale. Emblematico l'arresto nel blitz Mercurio di oggi di Giuseppe Castiglione, deputato regionale dell'MPA e già presidente del Consiglio Comunale catanese. L'indagine, coordinata dalla DDA di Catania, ha fatto luce sulla capacità della famiglia di condizionare gli appalti pubblici. 19 gli arresti tra boss, intermediari e politici, con 15 capi di imputazione, tra cui associazione mafiosa, voto di scambio, estorsione e droga. Nell'ordinanza i magistrati ricostruiscono il retroscena delle elezioni regionali del 15 ottobre 2022, portando alla luce un accordo tra Ernesto Marletta, Rosario Bucolo e Domenico Colombo, considerati al vertice della famiglia catanese, e appunto Giuseppe Castiglione, all'epoca candidato della lista Popolari Autonomisti per l'Ars. Voti in cambio dell'affidamento di lavori e servizi pubblici al cimitero di Catania. Intermediario Giuseppe Coco. Castiglione viene eletto. Con l'accusa di voto di scambio i carabinieri hanno arrestato anche un consigliere comunale di Misterbianco, Matteo Marchese, eletto nel 2021 con Italia Futura e poi passato all'MPA. La famiglia mafiosa di Ramacca invece si sarebbe adoperata a sostenere l'elezione poi avvenuta del sindaco Nunzio Vitale e del consigliere comunale Salvatore Fornaro, anche loro in manette. L'inchiesta ha provato inoltre i rapporti con il gruppo del Castellursino, con a capo Ernesto Marletta e Rosario Bucolo, che organizzava le estorsioni nei confronti di commercianti e imprenditori del centro. Sequestrate anche 2 società di onoranze funebri, la Nicotra Biagio Alessio e le onoranze funebri San Marco, per un valore di 300.000 euro. L'operazione rappresenta la prosecuzione dell'inchiesta Agorà che mise in ginocchio Cosa Nostra catanese, ma i sopravvissuti, dimostra l'operazione di oggi, si riorganizzano velocemente. Un deputato regionale, un sindaco, un vicepresidente di consiglio comunale, un consigliere che in passato è stato anche vice sindaco. Sono 4 i politici coinvolti nell'operazione Mercurio, della quale abbiamo sentito nel servizio precedente. Ma scendiamo nel dettaglio, c'è Manlio Viola.
Sono 4 i politici coinvolti nell'operazione Mercurio perché accusati dalla DDA di Catania di avere stretto accordi con le famiglie mafiose. Il nome che salta subito agli occhi è quello di Giuseppe Castiglioni, 46 anni, ex presidente del Consiglio Comunale di Catania e dal 2022 deputato regionale. Si tratta del figlio di Santo Castiglione, recentemente scomparso, storico esponente del vecchio Movimento Sociale, poi di Alleanza Nazionale, in passato presidente dell'autorità portuale di Catania. Castiglione è dipendente della SAC in aspettativa per incarico politico dopo essere stato consigliere provinciale per Alleanza Nazionale, era approdato al Consiglio Comunale di Catania nel 2013. Nel 2022 è stato eletto deputato all'Ars con un bottino di oltre 5.300 voti, grazie anche ad un accordo fra MPA e Popolari che aveva dato vita alla lista Autonomisti e Popolari. Dopo la sua elezione, Castiglione ha ricoperto ruoli in Commissione regionale antimafia e nella Commissione affari istituzionali dell'Ars. Dure le reazioni dell'opposizione all'Ars che chiedono le sue dimissioni e annunciano sit-in di protesta già domani, mentre il presidente della regione si affida alla magistratura. Ho appreso stamane la notizia, non sono in grado di fare commenti, la magistratura farà la propria parte, ma è una notizia di mezz'ora or sono, per cui vi confesso di essere totalmente impreparato, può capitare. Rilevante anche un'altra figura, quella del consigliere comunale di Mister Bianco Matteo Marchese, ex vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici e vicepresidente del Consiglio Comunale sempre di Mister Bianco. Coinvolti nell'operazione poi anche il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, e il vicepresidente del Consiglio Comunale, Salvatore Fornaro. Quest'ultimo sarebbe stato un personaggio politico in ascesa, strettamente legato ad Antonino Di Benedetto, considerato affiliato alla famiglia mafiosa locale legata al gruppo Santa Paolo Ercolano, al quale doveva essere garantita la sponda politica e un ruolo strategico all'interno dell'amministrazione comunale. Adesso cambiamo argomento, c'è un giallo da chiarire a Marsala, quello che riguarda la morte di un uomo trovato cadavere nella sua abitazione. Si tratta di un 59enne, sul suo corpo diversi lividi. Laura Spanò. Si attende l'esito dell'autopsia disposta dalla Procura di Marsala per chiarire il giallo che si cela dietro la morte di un uomo di 59 anni ritrovato giovedì scorso nella sua casa alla periferia della città. La Procura lilibetana ha aperto un fascicolo e disposto approfonditi accertamenti per fare luce sulle cause che hanno determinato il decesso dell'uomo trovato sul pavimento del suo appartamento. L'allarme era scattato giovedì pomeriggio. Una zia dell'uomo che viveva nello stesso stabile, non avendo più notizie del nipote, aveva deciso di forzare la porta dell'appartamento insieme ad alcuni parenti. Una volta entrati, l'ha scoperta. L'uomo era riverso a terra, indossava una felpa ma era senza pantaloni. Sulle gambe erano presenti diversi ematomi, elemento che ha spinto gli inquirenti a disporre l'autopsia per fare piena luce. Tutte le ipotesi sembrano aperte, anche quella di una probabile morte naturale, forse al momento la più accreditata. L'uomo viveva in un appartamento alla periferia di Marsala, in via Aurelio Saffi, una parallela della via Guglielmo Oberdan, strada questa in cui abitava Anna Peralta, l'anziana di 84 anni, morta in ospedale nei giorni scorsi per il percorso del figlio, ora rinchiuso in carcere, ma al momento però è solo una coincidenza. Un caso di violenza familiare sta scuotendo la comunità di Scicli nel Ragusano. Un uomo infatti è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravi ai danni del figlioletto di 5 anni, fratture multiple alle braccia e alle gambe. Sentiamo Veronica Barbarino. È caduto dal letto, ha così tentato di giustificarsi la madre di fronte ai medici portando il figlio di 5 anni al pronto soccorso di Modica con braccia e gamba rotte. Ma un'altra terribile verità è emersa durante la visita. I medici si sono subito resi conto che quelle fratture e le lesioni riscontrate sul corpicino non erano compatibili con una semplice caduta. I sanitari hanno quindi preso in carico il piccolo e messo in pratica la procedura di codice rosa, allertando immediatamente i carabinieri. Solo dopo giorni di indagini si è arrivati all'arresto del compagno della donna, padre biologico del bambino, un padre che non ha mai riconosciuto il figlio pur vivendo insieme al piccolo e alla madre. Si tratta di un 39enne che dovrà adesso rispondere di lesioni gravi e maltrattamenti. Intanto il piccolo, dopo essere stato operato nel reparto di ortopedia, è stato affidato alle cure dei medici del reparto di pediatria ed è sotto osservazione medica. Rapinatori e bulli scatenati a Palermo, raffica di raid in pieno centro. Abbiamo sentito un ragazzo malmenato da una baby gang che ha detto siamo stati picchiati, nessuno però è intervenuto in nostro soccorso. Marco Gullà.
Ancora episodi, ancora violenza nel centro storico di Palermo, rapinatori e bulli seminano paura per ragazzi in cerca di svago e turisti alla scoperta della città. Non c'è pace. Nelle ultime ore altri assalti hanno allungato la lista dei reati. La scorsa notte è tornata a colpire la banda di extracomunitari che ha messo a segno un altro colpo. Nel mirino sono finiti 3 turisti tedeschi accerchiati, aggrediti e ripuliti mentre si trovavano ai 4 canti. E poi aggressioni ai danni di adolescenti. Questa è la testimonianza di un ragazzo minorenne che assieme ad altri 3 amici è stato aggredito da una banda di 10 coetanei all'interno di un fast food a Piazza San Domenico. Dandoci scappellotti sul collo, sulla testa, sul ventre, tirandoci la sedia indietro nell'intento di farci cadere, dando calci sulla spalliera della sedia, tirandoci gomme da masticare, già masticate, quindi pensi lei, e delle monete. Poi l'aggressione fuori dal locale. Una parte di questi ragazzi che ci rincorre e 2 motorini con tanti altri ragazzini di sopra che ci hanno accerchiati di davanti. Quindi ci hanno chiuso sia da davanti che da dietro. L'unica soluzione restava la strada. Io non riuscivo a urlare aiuto dalla paura, non ero in preda al panico, quindi facevo il segnale di aiuto con il pugno. Tutti guardavano ma nessuno capiva, e nonostante io stessi indicando pure la scena, perché dei miei amici stavano venendo malmenati. E poi rapine, furti, assalti, il centro storico in una determinata fascia oraria continua ad essere terra di nessuno. E adesso veniamo alla situazione della zona di Trappeto Nord a Catania per quello che concerne il ripristino del gas. Lo ricordiamo dopo l'esplosione del mese di gennaio, del 21 gennaio. Il sindaco Trantino ha illustrato il programma di lavori tappa dopo tappa fino a marzo. Eva Spampinato. A 1 mese e 3 giorni dalla fuga di gas che provocò l'enorme esplosione di via Gualandi a Catania, c'è una data per il ritorno alla normalità nella zona di Trappeto Nord. A comunicarla è il sindaco di Catania, Enrico Trantino, con un post sui social, ed è quella del 15 marzo. Entro quella data i rubinetti del metano dovrebbero essere aperti per tutti gli utenti, meteo permettendo. Da oggi saranno effettuati i lavori in corrispondenza della rotatoria di via Ustica, scrive il Primo Cittadino. Nei giorni 25 e 26 febbraio, quelli per la riattivazione della rete gas metano nella via Santa Rosa da Lima, e successivamente per 24 ore sarà effettuato il collaudo di tenuta della rete. Quindi, a partire da giorno 28, la rete sarà nuovamente in gas e passeranno le squadre dei tecnici per eseguire le operazioni di riapertura dei singoli utenti. 2-3 giorni. Trantino prosegue con un dettagliato cronoprogramma che prevede anche la costruzione di un tratto di condotta lungo la via Sebastiano Catania fino a via Galermo. Adesso una notizia: un'anziana residente a Modica, siamo nel Ragusano, è stata recapitata una bolletta dell'acqua da quasi 20.000 euro per un consumo riferito al 2024, un importo spropositato per la donna che vive da sola in una casa di 100 metri quadri. Ha detto: mi è preso un colpo, visto l'importo, non è possibile che una persona che vive da sola consumi una quantità di acqua tale da giustificare una bolletta simile. La donna è ancora sotto shock. E adesso l'Etna riprende l'attività dell'eruzione fusiva dalla fessura a quota 3.000 metri. A non essersi mai fermato invece il grande afflusso di escursionisti e curiosi sul fronte lavico. Ma sentiamo il servizio. Mentre l'Etna riprendeva la sua attività dalla frattura che si è aperta alla base della Bocca Nuova a quota 3.000 metri, una scossa di terremoto, piccola di magnitudo 2.6 ma abbastanza superficiale da far sentire la sua forza, ha risvegliato la popolazione dei paesi etnei. L'eruzione fusiva, incominciata lo scorso 8 febbraio, aveva avuto un forte rallentamento, anche se non si era mai del tutto fermata. Ieri pomeriggio le telecamere dell'INGV avevano osservato una ripresa dell'attività stromboliana dai crateri sommitali, con un aumento del tremore vulcanico che registrava la risalita dei livelli di energia di risalita del magma nei condotti interni dell'Etna.
A non essersi mai fermato invece è il grande afflusso di escursionisti e curiosi sul fronte lavico e con esso anche gli interventi del soccorso alpino. Ieri è stata salvata una donna che si era infortunata alla caviglia ma stava per entrare in ipotermia. Il personale specializzato del soccorso alpino della Guardia di Finanza a bordo di 2 fuoristrada ha raggiunto il rifugio San Giovanni Gualberto, da dove ha proseguito con la motoslitta fino a raggiungere la donna, poi trasportata in ospedale. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco con una buona notizia per una bimba di 20 mesi che è stata salvata all'ospedale San Marco di Catania. Ne parliamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, una bimba di 20 mesi con una rara malattia è destinata a una vita vegetativa, è guarita con una terapia genica effettuata per la prima volta al mondo all'ospedale San Marco di Catania. Adelaide Barbagallo. Non parlava, non poteva muoversi né alimentarsi. Una bimba di 20 mesi affetta da una rara patologia neurometabolica che comporta il rapido e irreversibile deterioramento fino allo stato vegetativo è praticamente guarita grazie a una terapia genica che per la prima volta al mondo è stata effettuata al Policlinico Rodolico di Catania. La bambina sta bene, grazie a Dio, è tornata a casa una settimana dopo l'intervento, ha ripreso una serie di movimenti, ha ripreso a interagire con l'ambiente, a sorridere, ad afferrare gli oggetti. Sono stati infusi dei virus modificati che contengono il gene mancante nei neuroni della bambina per produrre un enzima che è determinante a sua volta per la produzione da parte del cervello di neurotrasmettitori. Un intervento straordinario illustrato alla presenza dell'assessore regionale alla salute. Professionisti che hanno dimostrato che in Sicilia si possono fare le cose. Da un lato dunque le eccellenze, dall'altro le lunghe liste d'attesa che continuano ad esserci nella sanità pubblica. Le liste d'attesa hanno bisogno in questo momento di un atto di coraggio nell'organizzazione che riveda i processi così come sono stati pensati negli ultimi 50 anni, che evidentemente non vanno nella maniera giusta. Tra gli obiettivi dell'assessore la presentazione del bilancio di rientro entro il 31 dicembre del 2026. Adesso cambiamo decisamente argomento, siamo nel vivo del carnevale in questa settimana e così cerchiamo di capire quali siano i costumi, le maschere più amati. Regge sempre la richiesta di principesse, di pirati, dei soliti evergreen, ma quest'anno a scalare le classifiche dei vestiti più richiesti ci sono le maschere di Squid Game, la serie TV coreana campione di ascolti. Sentiamo Desiree Ferlito. Principesse, pirati, supereroi, personaggi dei cartoni nuovi e ritornati in voga dopo anni. Il periodo più colorato dell'anno è iniziato. Tranne qualche ritardatario, bimbi adulti hanno già scelto da cosa travestirsi per questo carnevale. Sto acquistando un vestito per mio marito e quindi sono indecisa tra il messicano e ora il romano, Cesare. C'è solo l'imbarazzo della scelta. I gotici, lui e lei abbinati. Molto anche i supereroi e principesse, questi qua grandi classici sono sempre più richiesti. Oltre ai classici poi c'è chi punta sull'originalità. Stupire, per gli adulti soprattutto, è la parola d'ordine. Adame te, ma perché quest'anno sono impazziti con questo vestiti? Ma tra maschere di tutti i tipi sembra esserci un vincitore assoluto. Dopo aver scalato le classifiche delle serie TV più viste in assoluto su Netflix, scala anche la classifica delle maschere di carnevale più richieste, da adulti ma soprattutto dai bambini. Quest'anno Squid Game è la serie del momento, tutti quanti bambini sia grandi sono malati per questo vestito. Eh sì, non è esattamente una serie per bambini, ma pare che il vestito da guardia, con tanto di maschera, cerchio, quadrato o triangolo e l'immancabile mitra, insieme alla tuta del giocatore 456 famoso per le sue avventure, o per meglio dire disavventure, sulla popolare serie TV coreana, appassiona tutti. L'importante è non prendersi mai troppo sul serio. Questi qua sono i vari scherzi e il topo parlante che è la novità di quest'anno. Le basti tocca i denti, lui parla. Tocca i denti. Oh! Hai sentito cosa ha detto?
Ed è morto a 96 anni il regista Romano Bernardi, nato a Milano ma catanese d'adozione, regista di numerosi spettacoli allo Stabile di Catania e per 10 anni regista d'Antenna Sicilia, direttore artistico del Teatro Sud, regista al Brancati fin dalla prima stagione. Bernardi appartiene alla storia dello spettacolo catanese e la sua attività è stata strettamente legata al connubio personale e artistico con la moglie Alessandra Cacialli. Alla famiglia l'abbraccio di Antenna Sicilia e di Telecolor. Adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi una nutrita pagina dedicata al calcio. Siamo al calcio, il Palermo torna a vincere, batte il Cosenza 3-0 e si rilancia in classifica. Il tecnico Dionisi dice bisogna continuare così. Marco Gullà. Un tris che regala serenità e rilancia le ambizioni. Il Palermo torna alla vittoria in trasferta dopo 5 mesi, 3-0 al Cosenza e 3 punti che permettono ai rosanero di rimanere a -2 dalla zona playoff. Dopo un avvio turbolento con il Cosenza vicinissimo al gol in 3 circostanze, il Palermo l'ha sbloccata con Pierozzi. Nella ripresa, su questo tocco di mano di Dorazio, è stato assegnato il rigore che Brunori ha trasformato. A chiudere le marcature il finlandese Pojampalo. La vittoria sofferta all'inizio, però insomma queste sono le partite, nel senso siamo una squadra di Serie B che gioca in Serie B, fuori casa non vincevamo da un po', ci serviva vincere una partita fuori casa e ora dobbiamo preparare bene la settimana per la prossima, perché ora è l'unica cosa che conta, non guardarsi indietro mai e pensare alla prossima. Nel pomeriggio positivo di Cosenza il Palermo non ha subito gol, ha creato gioco a centrocampo e ha mostrato i muscoli in avanti, ma adesso la formazione rosanero deve trovare la continuità. È stata una partita che ci dà consapevolezza ai nostri mezzi, era importante vincere e ora serve soltanto continuità. La parola che usiamo più spesso, ma bisogna cercare di metterla all'opera. Ecco. Prossimo turno in casa, domenica alle 15 contro il Brescia. Il pari di Altamura, siamo alla Serie C, scatena la rabbia della dirigenza del Catania contro l'arbitro, ma riapre ancora una volta il problema legato ai troppi infortuni. Marco Carli. Tanta rabbia contro arbitri e assistenti e per una sequenza di infortuni che non si arresta mai. Sono i due fili conduttori del post Altamura-Catania, un pareggio, il secondo consecutivo che non soddisfa. Un rigore negato, quello su stop e l'espulsione inesistente per fallo di reazione del giocatore etneo incidono pesantemente sul risultato finale. L'accusa della dirigenza è chiara e non riguarda solo la partita con i pugliesi. Abbiamo immagini che fanno vedere chiaramente un rigore nettissimo. È un'espulsione che francamente mi lascia senza parole. Per l'ennesima volta una decisione arbitrale che va contro il nostro club. Questo club investe milioni di euro e noi vogliamo essere tutelati. Poi c'è la gara che racconta di un Catania che in avvio ha poco ritmo e qualità, spesso gioca in orizzontale. L'Altamura ne approfitta e passa in vantaggio con Leonetti su rigore, ingenuità di Celli sul fallo. Poi si accende Jimenez che dà verve e lampi di classe e lui a pareggiare a fine tempo su bel cross di Celli. La ripresa vede un Catania che ci provi in avvio e i rossazzurri rischiano pure sulle incursioni di Palermo. Poi, oltre alla vicenda stoppa, c'è il tema infortuni. Rossazzurri che avevano 6 indisponibili e che hanno perso 3 giocatori prima del match, Inglese, Di Tacchio e Allegretto. Durante la gara si è fermato anche Guglielmotti, il totale degli indisponibili sale a 10, decisamente troppo anche su questo tema. Interviene Grella. Perché non c'è mai un colpevole, c'è sempre una condivisione di responsabilità e chi si deve assumere certe responsabilità in questo momento se li deve assumere per il bene del club. Il posticipo di Serie C è il derby Messina-Trapani, è tutto pronto per la gara del Francoscoglio di questa sera. Sentiamo Sergio Colosi. Ad una settimana esatta dal disastro societario con versamenti non effettuati, futura penalizzazione e fuga dei proprietari, il Messina torna stasera in campo al Francoscoglio contro il Trapani. In attesa di eventi con il presidente Alaimo che ha annunciato per i pochi tifosi disposti a crederci lo sblocco del conto corrente della proprietà, i giallorossi in caso di vittoria agganciano la Casertana al quartultimo posto. Si gioca a Messina il 16° derby tra le due squadre con un saldo attivo per i
peloritani, che ne hanno vinti 11, un successo ospite e 3 pareggi. Banchieri imbattuto dopo 4 gare recupera Buchel a centrocampo, disponibili Marino e Pedicillo, in avanti con Costantino, De Sena e Tordini. 4-3-3 anche per il Trapani, in cerca del miglior piazzamento possibile in chiave playoff, con Anatriello, Piovanello e Ruggera ad occuparsi della fase offensiva. Entrambe, reduci da un pareggio senza reti, cercano il ritorno alla vittoria, che non risolverebbe i problemi societari del Messina, ma darebbe un pizzico di serenità. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19. Vi lascio adesso con Angelo Gagliano in studio per il consueto appuntamento del lunedì con Anteprima Corner. Tanti gli approfondimenti sulle tematiche calcistiche della nostra settimana, e poi vi ricordo alle 20:45 obiettivo puntato sul Catania con Corner, sempre condotto da Angelo Gagliano. A tutti un buon proseguimento di giornata.